Si è concluso il sesto forum internazionale organizzato dall'Accademia Studi Mediterranei della dottoressa Assuntina Gallo, anche se oggi avverrà un appendice con il musical Camicette Bianche, che sarà anch'esso trasmesso a distanza, così come è avvenuto per l'intero ciclo di sessioni in cui si è articolata la manifestazione. A causa della pandemia di Covid-19 non è stato possibile realizzare per intero le manifestazioni che ogni anno segnano l'appuntamento invernale dell'Accademia. Il tema dei migranti è stato sviscerato in tutte le sue sfaccettature sociologiche, legali, etiche e religiose, con uno sguardo attento al tema delle migrazioni derivanti dallo sconvolgimento climatico in alcune zone della Terra, anche in seguito ai cambiamenti radicali nel mondo della mobilità umana, ha affermato il presidente del comitato scientifico dell'Accademia, Monsignor Enrico Dal Covolo, nelle sue conclusioni. Appare sempre più rilevante da parte di Roma Cristiana e del suo magistero pontificio un approccio globale al fenomeno migratorio con un'azione pastorale e sociale a tutto campo che supera le barriere tra gruppi di origine diversa e tende a non considerare le migrazioni come mere emergenze problematiche da fronteggiare, ma soprattutto come eventi potenzialmente positivi dal punto di vista spirituale, sociale, economico, culturale, tanto per le società di partenza come per quelle di arrivo e soprattutto per i migranti stessi. Oggi il musical realizzato dalla Casa del Musical di Savatteri, il quale ne ha realizzato il libretto, si è occupato della drammaturgia e dell'adattamento musicale, nonché della regia.